cultura. Torniamo a noi, sempre a quest'idea, cosa possiamo, appunto, detto questo, quindi io arrivo un altro messaggio, dopo lo leggo, perché vediamo anche le conseguenze. Se il numero degli anziani over 65 aumenta, non per questo devono vivere in condizioni penose al limite dell'autosufficienza. Come risolvere? Non parlatemi come al solito di evasione fiscale, pensiamo invece in grande, ad una migliore economia ed un abbattimento delle tasse. Questo aspetto qua, tra l'altro del discorso delle tasse, teniamo conto che anche i pensionati comunque, oltre ai cittadini, abbiamo dei dati mostruosi. L'Italia è un paese dove si parlano delle tasse in modo assurdo, perché non è soltanto quello sul reddito, le trattenute eccetera, ma su qualsiasi cosa, bollette che sono tassate, tutto. Certo. Si arriva al limite appunto dell'insopportabile. Come giustamente c'è scritto un pensionato, una signora ha fatto la sua valutazione della sua situazione economica. Ha detto: io con una pensione di questo tipo, anche sulla casa di proprietà, con tutte le tasse che devo pagare, non riesco ad andare avanti. È vero, la tassazione incombe anche su chi ha una pensione bassa? Allora, diciamo che la tassazione è progressiva nel nostro paese, no? Per cui sono aliquote che aumentano all'aumentare del reddito, no? Per fasce di reddito. Per cui... Però siamo a livelli del 45% dati dalla Corte dei Conti, che ha detto che siamo fuori dai limiti della logica umana, cioè ci ha richiamato il nostro paese. No, però anche qua non è che si pagano perché dare questo messaggio è fuorviante, dire che in Italia si pagano tasse del 45% non è così. Non è così, ci sono aliquote, ho detto, progressive, per cui quella è l'aliquota più alta, ma sulla fascia più alta. No, ma l'indagine della Corte dei Conti era riferita alla pressione del cuneo fiscale, cioè la pressione fiscale sul mondo del lavoro, che è il tema del cuneo fiscale. Il problema è che se tu adesso fai un ragionamento di abbattimento della pressione fiscale, così da un punto di vista teorico, tu devi mettere in conto che non hai le risorse per pagare lo Stato sociale, perché il problema adesso, il nostro ascoltatore dice non parlatemi di evasione. Sì, però io penso che, per esempio, che sia profondamente ingiusto che i pensionati paghino più tasse di un lavoratore attivo o di un altro cittadino, perché oggi sulle pensioni grava un sistema fiscale che è più pesante, che solo parzialmente adesso è stato risolto con l'ultimo accordo, perché è stato portato alla zona della no tax area allo stesso livello, quindi c'è un'inversione. Ma il tema dell'evasione è un tema al quale non ci si può sottrarre, perché il problema è sempre quello: se pagassimo tutti. Sì, però il problema è che noi abbiamo un costo dello Stato, macchina pubblica, dipendenti pubblici di alto livello, che fatta la somma va ben oltre quella dell'evasione, perché noi abbiamo, diciamo prima fuori onda, siamo un paese dove tendenzialmente l'onestà non è che imperi. Ecco, questo bisogna riconoscerlo, purtroppo è un dato di fatto, se no staremo tutti quantanto meglio. Dato questo, anche negli ultimi anni, per quanto il governo abbia paventato chissà che cosa, non è riuscito a sgominare questa evasione, quindi esiste sto zoccolo. Agiamo dove si conosce, perché queste pensioni d'oro, intanto abbattiamole, buttiamole giù, portiamole ad un livello dignitoso, perché questi stipendi di persone che lavorano a dei livelli pazzeschi che li paghiamo noi, portiamo tutto giù dove è possibile agire, poi si agisce contestualmente anche sull'evasione che non dovrebbe esserci. Signore e signori, l'America si è sempre risollevata dalle crisi perché lo Stato investiva e non il contrario. Noi seguiamo le direttive della Euro Merkel, che non ha dimostrato proprio niente. Di fatto questa politica oppressiva. Diciamo che qui c'è una contraddizione, cioè lo Stato investiva cosa vuol dire? Vuol dire aumentare l'intervento pubblico? Noi diciamo che sul sistema del welfare c'è bisogno assolutamente di interventi strutturali. Voglio dire, il ragionamento secondo me si può anche, potremmo dire anche, ma qual è il livello di corruzione nel sistema oggi in Italia? Perché quando parliamo di evasione non è il tema
così. C'è anche il tema della corruzione, che è una tassa occulta che diciamo colpisce, perché poi questa corruzione qua fa lievitare i prezzi, perché quando io ho un funzionario di un ente ospedaliero do una mazzetta da 100.000 euro, quella mazzetta là si traduce in aumento dei costi per il sistema, cioè anch'io utente pagherò parte di quella mazzetta là. Quindi poi il tema è che noi con una popolazione anziana di questa dimensione qua non possiamo ridurre, anzi dobbiamo incrementare il sistema del welfare, perché altrimenti non reggiamo. Noi già adesso abbiamo problemi in molte parti d'Italia per dare risposte a persone ultra settantenni, ultra ottantenni nel sistema del welfare, perché non ce la fanno. Esatto, però bisogna consentire alle persone di avere una situazione più equa in generale, per cui certo, però l'equità nel paese è uno dei temi, è uno dei punti centrali delle nostre piattaforme, perché diventa ridicolo quando si parla di riduzione della spesa pubblica si parla di sociale e sanitario, insomma alla fine diventa paradossale perché si colpiscono sempre gli stessi e quindi di conseguenza è il paradosso. Quindi detto questo, voi a livello regionale su che cosa vorreste agire forti di questa ricerca che è stata condotta? Quali sono i punti su cui secondo me sono importanti? Da una parte i dati servono appunto per muoversi un po' in tutte le direzioni, ma per esempio questi ci servono anche per la nuova legge che stiamo aspettando sull'invecchiamento attivo, no? che ci dà un po' il senso di quanto la persona anziana può diventare una risorsa per l'intera comunità, se sta bene in salute. No? Questa legge che è stata liquidata, diciamo così, quindi dovrebbe essere pronta? Sì, adesso. È questione sembra che è uscita dalla quinta commissione. Infatti, cosa comporta? Quindi parliamo di legge sull'invecchiamento attivo, ovvero l'invecchiamento attivo, che poi non è una cosa legata esclusivamente all'età anziana, perché l'invecchiamento comincia da quando si nasce, è un processo, certo. È un processo della vita, insomma, di tutta la vita. Chiaramente la persona che non lavora più ha più tempo a disposizione e quindi può dare di più per la società e per la comunità. Proprio in quell'ottica che dicevo anche prima, no? Della rete, del trovare le risposte anche in termini così di welfare di comunità rispetto ai problemi di tante persone che invece sono più fragili, sono più in difficoltà. Ma anche essere ancora contare, perché tante volte uno va in pensione e pensa la mia vita è finita, no? Se non ha coltivato interessi, se non ha una vita piena di affetti, non lo so, ma per le persone in cui il lavoro era l'universo, no? Era l'unico mondo possibile, bisogna veramente pensare a dargli delle altre opportunità, perché poi questo allontana anche la depressione, che è di solito lo stato in cui spesso cadono le persone anziane quando appunto finisce il loro ruolo attivo nella società. E quindi tanti aiuti, da quello che è più conosciuto, il nonno vigile, no? Ma che è proprio che ormai da anni abbiamo anche conosciuto, eccetera, ad essere di aiuto dentro i musei, no? C'è tante opportunità per sentirsi attivi e per fare qualcosa che possa essere per sé e per gli altri. Certamente, e in più è una legge che proprio per far questo, per quindi coinvolgere il maggior numero possibile di anziani, prevede delle risorse dedicate. Questo è un altro aspetto importante. 700.000, quanti sono 700.000 euro? Sì.
600.000 euro, quindi già una nel cifra. senso, non è che sono tantissime, però insomma è un modo per dare importanza, no? E anche perché le leggi noi ne facciamo di bellissime sempre, scriviamo delle leggi davvero eccezionali a volte, che anche gli altri paesi ci copiano, ma nel momento in cui tu metti le risorse cominci a dare gambe a quelle leggi, perché sennò molto spesso restano solo sulla carta. Infatti. Relativamente poi anche alle strutture per anziani, che dovrebbe essere a breve approvata questa riforma, sempre per quanto riguarda la Regione Veneto, è molto concernente anche il discorso dell'invecchiamento. Sì, intanto diciamo che è ferma in Regione una proposta della Giunta e diciamo che lì ci sono una serie di perplessità molto forti, perché lì si ipotizza una privatizzazione molto forte attraverso un passaggio. Oggi la gran parte delle strutture sono di natura pubblica, sono delle aziende di proprietà o dei comuni associati. E lì c'è è chiaro che per noi lì il tema è di estrema delicatezza, perché da una parte ci rendiamo conto che c'è un problema di risorse, di risorse che va affrontato, perché il sistema delle impegnative, della modalità di accoglienza in queste strutture. Poi c'è un problema anche rispetto ai lavoratori di quel settore là, perché se la soluzione, qualcuno pensa che la soluzione è abbassare la qualità del lavoro, perché eccetera, questo abbassamento della qualità poi si trasferisce inevitabilmente in abbassamento delle prestazioni, e quindi noi stiamo lavorando anche con il sindacato dei dipendenti pubblici, abbiamo fatto anche delle iniziative, delle cose, perché questi due argomenti devono rimanere fortemente collegati, perché secondo noi vanno in una direzione che, se va gestita bene, può dare risposte positive anche per le persone ospiti e per l'insieme della società. Altrimenti si verificano dei casi, come sono già successi anche in Veneto, di un decadimento del servizio. Quindi questo è un aspetto che nelle prossime settimane noi seguiremo con molta attenzione. Chiarissimo, siamo arrivati al termine, grazie del vostro intervento, estremamente importante è anche la puntata odierna e i risultati di queste ricerche che sono state condotte dallo SPCGIL. Grazie ancora alla loro collaborazione e a voi di averci seguito e di aver partecipato. Ci vediamo presto. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.